Ciao a tutti, mi chiamo Benedetta e i miei pronomi sono femminili. Ciao, in occasione del TIDOV il 31 marzo abbiamo parlato con Benedetta della sua esperienza. Le sfide nel quotidiano iniziano dal alzarsi dal letto e trovare la forza per farlo, perché credo che una delle cose più difficili sia ricordare a se stessa anche della propria validità, del proprio diritto ad alzarsi dal letto, diciamo, e ovviamente non ci sono sempre troppi stimoli per ricordarcelo. In questo la comunità è stato e lo è tuttora anche per me che sto ancora affrontando, sono ancora nel pieno del mio percorso, è un tassello fondamentale proprio per non isolarci, contrariamente a quello che appunto succede quotidianamente, e per ricordarci che malgrado tutto quello che viviamo anche solo camminando per strada, se siamo vestite in maniera leggermente ambigua o anche semplicemente con i capelli, in realtà c'è sempre un motivo per guardare storto. Ci sono delle persone che sono come noi o anche non essendo come noi, in realtà banalmente non fanno quell'invasione della sfera individuale che appunto fanno gli altri generalmente. Quest'anno è stata la prima volta che l'ho celebrato realmente insieme alla comunità, per cui proprio quest'anno ho avuto la possibilità di sentire cosa significa avere una giornata in cui si possa concentrarsi su di noi, diciamo. È una cosa classica che ci si chiede perché una giornata dovrebbe essere tutti i giorni, eccetera, eccetera, ed è vero, ma con tutte le sfide che ci sono nel nostro mondo contemporaneamente è facile che passino in secondo piano, ci provano in tutti i modi, oltretutto da fuori, per cui sapere che in quel momento posso esserci anch'io, possiamo esserci anche noi al centro, è quantomeno rassicurante, prima di tutto, e poi appunto come, diciamo, un punto di aggregazione anche da un lato, perché è un'occasione per poter entrare più a fondo nella comunità, riuscire a raggiungere anche quelle persone che magari fanno un po' più fatica. Io sono una tra quelle. È una scusa anche quantomeno per concedersi, tra virgolette, per darsi la possibilità di riflettere su queste cose e di farlo e di condividerlo con tutte le altre. È una bella domanda, ma in realtà tutto poi alla fine si ricollega su una cosa, e cioè non pensare, parlare e agire per le altre persone da esterne. Nel senso di dire, il detto popolare che si fa i fatti suoi campa cent'anni è sempre valido e può sempre essere reinterpretato, diciamo, perché non si tratta di ignorare, non almeno quando ci sono dei problemi di tipo fondamentale, che ci sono, però quantomeno se una persona ha qualcosa da dire che potrebbe ferire le altre, che in questo caso noi, basta non dirlo. Fermarsi un momento e il famoso contare fino a 10 già farebbe tantissimo, perché in fondo quello che fa la politica contro di noi, ad esempio, è letteralmente parlare per noi, per cui può essere declinato in tutto. È un piccolo passo da cui poter partire e mettersi in ascolto invece che, diciamo, sovrastare le nostre voci. Io non sono di qui per cominciare. L'aver preso questa decisione di uscire dalla mia città natale, dalla mia regione, per venire qui in un contesto generalmente più giovane e più ampio, mi ha aiutato tanto per poter ricostruire degli spazi personali e anche iniziare a riflettere su queste cose che appunto non avevo mai neanche visto. E questo sicuramente è stato il primo passo che ha dato un po' vita a tutto il resto. In seguito poi ho iniziato un percorso di psicoterapia, questo è importantissimo, e da lì poi è iniziata tutta la mia ricerca interiore, diciamo, che mi ha portato a scoprire la mia identità. Il contesto di Padova e poi l'aver vissuto con persone molto diverse tra loro, mi ha aiutata a rendermi conto che ci sono delle alternative
alla vita che avevo vissuto fino a quel momento, che appunto era una vita inconsciamente di mimetizzazione in mezzo alle altre. Quello è stato un cambiamento forte. Diciamo, concepisco di più la mia vita come un percorso. Le cose sono andate avanti passo dopo passo effettivamente nel quotidiano. C'è stato un momento in cui una mia amica aveva portato, per dire, una gonna che le avevano regalato e che lei non stava e ho iniziato a provarla, per dire, oppure ho cominciato a guardare determinati serie TV o film che mi hanno fatto scattare cose dentro, per cui sono spesso piccole cose che vanno ad aggiungere un pezzetto all'interno della nostra persona. Non credo ci siano sempre grandi eventi che diciamo cambiano tutto in un momento, ma piano piano queste cose sono un po' come il terreno dentro sotto i fiumi che piano piano si deposita e va a costruire qualcos'altro. Cercare in tutti i modi possibili un contatto con altre persone, perché questo tipo di percorsi sono contemporaneamente responsabilità, potremmo dire, nostra, ma dall'altra parte hanno tutto un bagaglio di situazioni di difficoltà che non possiamo affrontare da sole. E a maggior ragione in momenti di isolamento noi siamo la più grande difficoltà spesso, perché comunque sovvertire, diciamo, fra virgolette, la nostra identità fino a quel momento, per quanto possa essere ritenuto giusto, non è semplice e venire a pace con la nostra interiorità è una cosa che richiede un aiuto, per cui anche la prima cosa appunto è riuscire a non isolarsi, a combattere questa tendenza all'isolamento dall'interno e dall'esterno, ma dall'altra parte avere molta pazienza e molta comprensione e compassione proprio per se stesse, perché dall'altra parte non deve essere percepito come un obbligo o come qualcosa che se non viene fatto ci svaluta in qualche modo, perché ognuno di noi ha i nostri tempi. Io ho 27 anni, ce ne ho messi 23 per scoprirlo, per cui sono cose che non hanno una data di scadenza e non hanno un tempo limite. Anche se sentiamo questo dolore, anche per la difficoltà di andare avanti, è importante dare valore anche a questo nostro sentimento, perché è valido tanto quanto tutte le altre parti di noi. Dentro di noi non abbiamo dei nemici reali, per cui si tratta di dare una mano alle parti di noi che appunto sono più ferite e hanno più bisogno di aiuto e in quel modo si può riuscire anche a trovare in sé la forza poi anche per uscire fuori. È facile dire, diciamo, di cercare aiuto o cercare altre persone così, ma non lo è, nel senso non lo è per niente. La visibilità di noi persone trans è aumentata decisamente nel corso degli ultimi anni. Banalmente, nella mia esperienza, io in realtà, ironicamente, prima di scoprire chi fossi, ero più o meno l'opposto. Ero una persona anche quasi abbastanza conservatrice. Fa ridere questa cosa da un lato, rispetto alla mia storia personale, perché ho provato sulla mia pelle questo cambiamento. Banalmente perché abbiamo continuato ad alzare la voce in maniera verbale e con i fatti. Non credo che ci siano state, cioè non ci sono state cose particolari dall'alto. La visibilità è aumentata perché ci siamo fatte vedere di più,
perché abbiamo continuato a farlo dal basso, abbiamo continuato a organizzarci, a raggiungere persone come noi e continuiamo a farlo. Non c'è nessuno fuori che si prenderà a carico dei nostri problemi o che ha intenzione di farlo. E da un lato per fortuna, perché si rischiano di fare più danni che altro, ma dall'altra parte noi come persone trans ci siamo rese conto di essere tante, di esserci sempre state, che ci saremo sempre e di esserci in questo momento e di volere adesso una situazione migliore e di ricordare al mondo che esistiamo. Quindi credo che i passi più grandi siano nostri, siano stati i nostri traguardi come comunità. Per cui sì, è aumentata e credo che aumenterà. Il linguaggio per sua natura è qualcosa che si mette radici se viene usato dalle persone quotidianamente. Per cui già una cosa del genere che è iniziato a partire in realtà anche da alcuni ambienti linguistici e così, ha attecchito e sta venendo usato sempre di più. Man mano che verrà usato entrerà lo è già entrato nelle nostre parti della società, piano piano succederà ancora di più. Per cui sono cose che non solo possono partire dal basso, ma partono dal basso, quindi non credo che ci sia un'altra possibilità da questo punto di vista. Una riflessione che ho fatto con una mia amica interessante riguardava, ad esempio, il modo in cui gli ambienti, economici e commerciali hanno cercato di cavalcare l'onda in generale del rainbow washing. Queste cose qui, per quanto chiaramente, soprattutto, da un'ottica anticapitalista, possano sembrare comunque delle cose di facciata, dall'altro però aiutano il discorso del neutro, aiutano a portare nella normalità delle persone determinate cose che per quanto all'inizio possano essere resistite, possano essere contrastate e ostacolate, comunque entrano nella quotidianità. Ed è in questo che la visibilità è aumentata anche appunto. Perché, ad esempio, in ambito lavorativo un'azienda permette di usare dei cartellini con all'interno i pronomi o con all'interno un nome di elezione, sicuramente non risolverà il fatto che le persone mi socializzeranno comunque con un genere diverso dal mio, ma quantomeno su quel cartellino ci sarà scritto qualcosa che innanzitutto ho deciso io, quindi a cui mi è stata data libertà di scelta da questo punto di vista e che piano piano le persone leggeranno e vedranno e che quindi mette proprio in circolo idee di questo tipo. Cose come la carriera alias e l'introduzione di queste cose in determinati documenti sono essenziali per quanto piccole apparentemente. E poi per carità, nel senso leggere il proprio nome che si è scelto invece che quello di nascita fa molto, per cui contribuisce anche alla nostra sicurezza, alla nostra autostima e quindi di conseguenza si sviluppa un circolo un po' più virtuoso, ecco. È importante ribadire che quello che sentiamo, quello che sentite, è la prima cosa importante, qualunque cosa sia, perché è lì per un motivo. Anche se si prova odio verso se stess, anche quello ha un motivo. Ho provato molte resistenze all'inizio verso di me quando ho intrapreso questo percorso e mi sono resa conto che faceva parte, ad esempio, di sistemi di protezione, perché la mia identità a un certo punto ha incontrato la società che mi ha riconosciuto in maniera diversa. Di conseguenza ho dovuto proteggere, ad esempio, questo nucleo di cose. Per cui per quanto possiamo sentire di svalutarci o di appunto metterci in difficoltà, anche queste cose hanno un senso, hanno una motivazione e sono diverse dal tipo di violenza che riceviamo dall'esterno. Per questo è importante avere pazienza, perché queste cose richiedono tempo per essere affrontate e compassione per stare vicino a noi, perché
più siamo aggressive verso di noi, più significa che abbiamo qualcosa che è delicato e per cui va trattato con gentilezza. Il primo passo viene da noi e c'è bisogno di prendersi cura prima di tutto di noi. E quando avremo imparato piano piano ad essere gentili con noi stesse, la gentilezza verso l'esterno verrà quasi automatica perché ci renderemo conto di quello che abbiamo vissuto e di quello che stanno passando le altre. E come comunità trans quantomeno abbiamo un bel po' di esperienza in questo, perché ne passiamo molte individualmente e collettivamente. Non abbiate anche paura di aprirvi con le altre persone della comunità se trovate qualcuno con cui vi sentite più in sintonia, perché è molto probabile che abbia vissuto cose simili. Non siete sole. Soprattutto dal punto di vista dei cartoni animati ci sono state delle cose molto interessanti ultimamente che fanno parte dei progressi che abbiamo fatto. La serie che mi ha fatto svoltare un po' da questo punto di vista è The Owl House, o anche un po' più matura da certi punti di vista anche She-Ra. Al di là di Arcane, che è qua, mi ha dato il primo là dal punto di vista soprattutto estetico. Mi ha dato la possibilità di sperimentare, perché anche questo, molto, molto spesso partono da lì le cose. Questo tipo di serie ritraggono mondi in cui banalmente non c'è questa distinzione. Cioè, la forza di poter mostrare come può essere la vita in un momento in cui non è neanche più rilevante questo tipo di distinzioni. Questa cosa, ad esempio, mi ha molto aiutato. Credo che siano oltretutto serie che dovrebbero guardare anche tutti i genitori, perché sono molto istruttive anche da questo punto di vista. A me piacciono molto anche i videogiochi, sono un mezzo molto potente che possono trasmettere messaggi molto importanti e che possono farci vivere determinati tipi di esperienze, perché siamo lì come giocatore ad andare avanti nel percorso. Ci sono giochi come ad esempio Undertale, che è un caposaldo per quanto mi riguarda. Un altro gioco che consiglierei, che è, anche questo può essere un po' più maturo, ha un po' di warning, però si chiama I Was a Teenage Ex-Colonist, che invece appunto racconta proprio la storia dell'infanzia e adolescenza del protagonista che in un pianeta alieno ricostruisce la vita umana e anche qui la rappresentazione è massima e c'è molta, molta libertà per il giocatore. Quando qualcosa dà la libertà al giocatore di svilupparsi come crede o quando disegna un mondo in cui ci sono contemporaneamente un'umanità più, diciamo, slegata da tutte le sovrastrutture culturali e così quelli sono un passaggio importante per riuscire a vedere qualcosa di più, oltre a quello che arriva dalla società. Questo video è stato realizzato nell'ambito della campagna TIDOF tutti i giorni lanciata sulla nostra pagina Lesvia, la linea lesbica antiviolenza. Se avete dubbi o curiosità o voleste anche partecipare alla campagna potete scriverci in DM su Instagram.